Buongiorno da Leandro Maggi, lo dico in diretta, siamo nel Museo Nazionale Archeologico di Adria per Suoni d'Acqua, festival di musica diffuso dei territori d'acqua. Territori che si estendono da Venezia e la sua provincia, alla provincia di Padova fino al delta del Po e porta linguaggi eterogenei dal jazz alla musica classica alla musica etnica. Ascoltiamo alcuni interventi dei protagonisti di questa giornata. Allora, Suoni d'Acqua nasce Suoni d'Acqua Festival, è un festival che vuole mettere in rete le città, i paesi che dalla provincia di Venezia in giù, dalla provincia di Padova in giù fino alla provincia di Rovigo e tutto il suo delta, vuole mettere in rete quei territori che sono legati dall'acqua. L'acqua che tutti noi sappiamo è un elemento fondamentale, dà la vita e rende possibile la nostra vita. Quindi in una realtà sempre più difficile, dove si parla sempre più di acqua, per noi è molto importante utilizzare quello che è un linguaggio universale, cioè la musica. La musica non ha confini, può essere compresa da tutti perché la musica è ritmo, è tanto, è davvero tanto, quindi è un messaggio molto forte che vogliamo dare. E questo prima festival, quindi questa prima edizione, sarà un'edizione autunno-inverno. Seguirà un'edizione primavera-estate dove vorremmo spostare quelli che sono i concerti, gli spettacoli dai luoghi all'interno, quindi dai teatri delle città, da questi luoghi e contesti storici, all'esterno, proprio sull'acqua. Quindi se il tempo ci aiuterà, riusciremo per la primavera-estate a dare un messaggio ancora più forte per quello che è il rispetto dell'acqua e ciò che vogliamo portare. La musica... Io credo che questa occasione, questo appuntamento e questo format che lega la cultura e la musica in senso lato, penso che sia un veicolo importantissimo da accompagnare con territori importanti quali ha presentato adesso la nostra Sabrina, che fanno parte di quello che è il nostro vestito, fanno parte di quelle che sono le nostre caratteristiche, perché noi siamo dentro il Delta del Po. Il Delta del Po raggruppa 9 comuni e partono da Papozze, partendo da ovest verso il mare, da Papozze e Adria, che è il comune importante che porta con sé il nostro museo nazionale, e credo che come dicevo prima, questo veicolo di cultura, di musica e di informazione anche territoriale sotto il punto di vista di conoscenza possa dare quell'elemento in più, perché mettere sempre, abbiamo capito proprio veramente con l'ultima generazione, gli ultimi anni, abbiamo capito che mettere insieme tante cose, non solo fra noi sindaci, non solo fra gli enti pubblici, gli amministratori di un territorio così importante e così fragile qual è il Delta del Po, ma mettere insieme tante cose fa il valore aggiunto. Perché il Comune di Adria ha deciso di aderire? Perché è stato colpito da 3 fattori che rappresentano i punti di forza dal nostro punto di vista di questo festival: l'acqua, la rete e la musica. L'acqua, come hanno già spiegato in maniera approfondita il direttore di Water Museum, ma il presidente del Parco del Delta, è un elemento fondamentale per la sostenibilità, per l'ambiente e per la vita, e ce ne rendiamo conto sempre di più appunto quando purtroppo dobbiamo affrontare delle difficoltà come in questi anni sta succedendo. Ma l'acqua per Adria è un elemento fondativo. Noi siamo qui all'interno del Museo Archeologico Nazionale, appena fuori da questa sala sulla mia destra inizia il percorso museale e il primo pannello mostra Adria porto fluviale, punto di incontro di tutte quelle che erano le civiltà presenti in quel momento, dall'Africa all'Europa. E quindi l'acqua è proprio il DNA di Adria e dei nostri territori. Adria, come ha ricordato il presidente del parco, è la porta del Delta e rappresenta la sua cultura, la sua storia, le sue radici.